Da ottobre a maggio, congresso della Lega Nord per il rinnovo della segreteria provinciale anticipato di 5 mesi, scadenza ormai imminente, la data fissata è quella di domenica 28. Il segretario provinciale verrà dunque eletto tra 3 settimane, la strada per la conferma di Dimitri Coin è già segnata. A far cambiare i piani al Carroccio l'ufficializzazione della data del referendum per l'autonomia del Veneto, il 22 ottobre. Questo avrebbe implicato che fino ad ottobre avrei dovuto portare avanti la campagna elettorale per il referendum e poi automaticamente l'elezione non avrebbe potuto svolgersi prima di fine novembre perché la fine del referendum non si sarebbe fissata immediatamente la data e saremmo andati poi in proroga fino alle elezioni comunali di Treviso, proroga che di cui non voglio assolutamente beneficiare. Ecco. Per Coin e il direttivo provinciale dunque due scadenze importanti, referendum per l'autonomia a ottobre ed elezioni amministrative di Treviso nel 2018. Ancora irrisolto il nodo Gentilini, Coin nega che sia stato messo alla porta. È stata assunta una posizione ferma in merito alle amministrative dell'anno prossimo, nessuno ha mai detto di voler cacciare Gentilini come invece era emerso nei mezzi di comunicazione, abbiamo semplicemente assunto una posizione in merito a quelle che saranno le decisioni e chi prenderà le decisioni per le prossime amministrative e quindi Gentilini nessuno ha detto di cacciarlo. Usa toni morbidi il segretario del Carroccio e anzi auspica un riavvicinamento. No, non abbiamo avuto occasione di incontrarci, ci siamo ripromessi tramite terze persone di incontrarci e di parlarci, non abbiamo avuto l'occasione di farlo e la Dunata degli Alpini magari sarà il momento per poterlo fare entrambi con il cappello sulla testa.